Buonasera a tutti. Il 23 maggio, ieri si è concluso il campionato di calcio e quindi abbiamo avuto i verdetti di questa interessante stagione calcistica che ha visto vittorioso il Milan. Nell'ultimo periodo è stato più continuo rispetto per esempio all'Inter, che ha dato dimostrazione di essere una squadra comunque importante, forte, e quindi c'è stato questo duello fino all'ultimo, è stato godibile, anche se poi ci sono sempre i soliti detrattori che dicono che questo non è un grandissimo campionato e non è stato appassionante più di tanto, no? Quindi diciamo la verità che in questo momento storico le due squadre di Milano hanno comunque in qualche modo portato su la città di Milano dopo un decennio veramente faticoso e difficile con il fair play finanziario, con le problematiche legate ai cambi di proprietà, con il passaggio dai grandi mecenati del calcio come nel Milan Silvio Berlusconi, nell'Inter Massimo Moratti, con questi passaggi intermedi, e siamo arrivati a delle proprietà, quella dell'Inter cinese, quella del Milan americana, e che probabilmente cambierà appunto nei prossimi giorni la proprietà. Oggi parliamo di calcio, ma parliamo di musica con il nostro ospite. Ovviamente sapete che calcio che fa ospita personaggi un po' di tutte le varie categorie, basta che ci sia la passione del calcio, perché il calcio è comunque trasversale, unisce le persone ed è un argomento attorno al quale si può anche cucire e imbastire un altro tipo di discorso. Oggi lo faremo con Giorgio Fico Piazza, che è stato uno dei membri fondatori della premiata Forneria Marconi. Lo avremo tra poco, lo vedo già sotto traccia. Nel frattempo vi dico che appunto Che calcio che fa parte di un'iniziativa che si basa appunto sulla trasmissione in streaming sulle pagine Facebook in primis della Silver Music Radio, che è la radio che ci ha ospitato in questi ultimi anni, però da quest'anno lo facciamo in streaming, quindi silvermusicradio.it, e poi sono tutte le pagine collegate di Che calcio che fa, con i canali Twitch e il canale YouTube. Ricordo che appunto i canali sono questi, sono sempre i soliti: Facebook, Instagram, Twitch e YouTube. E poi in ultimo il nostro momento di beneficenza, che è Conosci Frederick, per la ricerca e la cura della tassia di Frederick. Il sito di riferimento è www.per-m.it ed è un'associazione che si sta comportando veramente molto bene nella ricerca della risoluzione di questa atassia di Friedreich, che è una malattia rara. Quindi per chi vuole contribuire c'è questa possibilità di poter andare sul sito e quindi sostenere questa associazione. Abbiamo detto che la puntata di oggi si basa principalmente appunto con la presenza di un grande artista, e io subito lo introduco: è Giorgio Fico Piazza, uno dei membri fondatori della premiata Forneria Marconi. Vediamo se c'è, non lo vedo. No, eccolo qua. Ce l'abbiamo fatta. Ciao Giorgio, ben arrivato. Ciao a tutti, ciao, grazie. Ecco, speriamo che si riesca più o meno a tenere la connessione, perché vedo che c'è un po' di difficoltà. Adesso ha preso un po' più, ecco, fermo, stabile. Dunque io vedo lì dietro innanzitutto, mi senti? Sì, ti sento benissimo. Ecco, no, perché vedevo un po' ferma l'immagine. Va bene, andiamo avanti. Quindi vedo dietro due bassi, uno elettrico, un Fender, e poi uno dietro che è acustico. Tanto per dire, Giorgio Piazza è musicista, bassista, fondatore della premiata Forneria Marconi nel primissimo periodo, che dal mio punto di vista, ma anche non solo dal mio punto di vista, è quello che ha regalato l'imprinting ben preciso della premiata Forneria Marconi e diciamo i successi importanti. Prima ancora il gruppo negli anni 60 erano i Quelli, quindi era un gruppo, ovviamente come tanti gruppi venivano fuori in quel periodo bellissimo, che era un po' il beat italiano, che aveva come riferimento il beat inglese, che ovviamente, lo sappiamo anche nei decenni successivi, ha creato tantissime tendenze. Giorgio, allora quel periodo, qual è stato il periodo migliore da un certo punto di vista? Quello degli anni 60, no? Mettendosi insieme un po' perché si era giovani e c'era grande voglia di fare. Sì, certo. Per me personalmente, ma credo anche in generale per la musica,
dai primi anni 60 fino a, diciamo, metà degli anni 70, periodo più prolifico, oserei dire, probabilmente per il momento congiunturale sia civile che politico. Si riusciva, noi sentivamo parlare della guerra, ma probabilmente non erano ancora finiti. C'erano le costruzioni in corso, c'erano tante cose, c'era tutto da fare, musica compresa. C'era voglia Quindi di da lì fare, ecco. c'era voglia di fare ispirazioni tutte dietro l'angolo da scoprire continuamente. Beh, quindi era anche la voglia appunto di sentire le sonorità, no? Quindi negli anni 50 c'erano state le sonorità del rock and roll, poi vabbè l'onda lunga del blues, jazz, e poi negli anni la convergenza nei due gruppi fondamentali per il rock and roll, i Rolling Stones, è un po'. No, scusa, per il rock and roll i Beatles e un po' il blues, rhythm and blues per i Rolling Stones, che dopo alla fine hanno creato una sonorità che è stata declinata in tanti altri gruppi, no? Quindi Certo, certo. Beh, tutto è stato accompagnato anche da un'evoluzione strepitosa degli strumenti stessi, perché se tu pensi eh, ai nomi che hai citato, le chitarre cosa sono diventate dopo Jimi Hendrix? Le tastiere oggi sono delle vere. Guardi, io suono con due ragazzi, in due mi fanno un'orchestra completa con quattro tastiere. Quindi è tutta un'evoluzione su tutti i lati, mentale, strumentale, proprio tecnicamente dello strumento stesso. C'era ecco, qualsiasi porta aperta. come ti trovi in questo momento, visto che ci sono gli ausili elettronici, no? In questo momento storico, lasciando perdere cos'è l'autotunes, che quello è per la voce o comunque la Sì. deformazione, serve per certi tipi di musica. In questo caso non è un po' un andare a oltre, no? La capacità anche espressiva di un singolo strumento, no? Ehm, È una propagine, secondo me, Eh, però andrebbe forse usata con molto più parsimonia. Cioè, non puoi inventare qualche cosa in funzione di quello, puoi adattare quello alla tua mente, alla tua inventiva. Secondo me, il problema, chiamalo problema, dei giovani, a mio giudizio, i giovani di oggi, è che grazie a tutte queste tecnologie sono tutti mostruosamente bravi, però questo è vero. Anche sono diventati però freddi come ghiaccioli. Capisci? sì, Voglio dire. manca un po' magari la recuperano successivamente, avendo una base tecnica importante, dopo magari la recuperano, però non è Ma- facile, capisco benissimo quel No, discorso. no, non lo puoi recuperare se non hai No, la fortuna di entrare o creare tu stesso un progetto ben preciso. Perché a monte ci deve sempre essere un progetto. Cioè, che cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire viene da dentro, ho qualche cosa da dire. sì. Quindi faccio l'evoluzione in termini musicali, strumentali, di quello che ho dentro da dire. Ma se non hai dentro niente, hai solo la tecnica, puoi far vedere, puoi discutere un quarto d'ora, mezz'ora. Dopodiché, Sì. quando hanno capito che sei bravo, c'è ancora un'ora e mezza di spettacolo da fare. Che cosa racconti? È vero, è vero. Senti, sai che dobbiamo parlare un po' anche di calcio, no? E quindi io volevo sapere qual era la tua posizione nei confronti del calcio. Adesso non vorrei creare dei problemi alle persone che ci ascoltano, però parliamo un po' di calcio. Tu sei un Sì, milanista antesignano, poi ti sei un po' staccato dal calcio, giusto? sì, io sono un milanista per discendenza, ma sono stato un milanista per discendenza. Poi mi sono staccato quando, probabilmente anche col passare degli anni, sono più che ho giustificato. Come faccio a affezionarmi a qualche cosa che non so nemmeno pronunciare, a parte la squadra, Milan, Inter, Bologna, Torino, quello che c'è, francamente non. Al di là di quello, ti affezionavi ai giocatori, prima di tutto, li conoscevi tutti, cominciavi che eri piccolo, arrivavi che loro finivano la carriera e tu cominciavi a portare i pantaloni lunghi, quindi li conoscevi tutto. Oggi io non riesco, non posso affezionarmi a qualcuno che non faccio tempo a imparare la pronuncia del suo nome che ha già cambiato per un casacco. Non mi riesce Eh. proprio.
tecnicamente, sarà una questione di età, cosa vuoi che ti dica? No, no, vabbè, questo fa parte anche un po' di apprezzare determinate situazioni riguardanti al calcio passato, ecco. Quindi in ogni caso, diciamo, fa parte di un calcio di sostanza. Adesso è un calcio molto più veloce, consumistico, tant'è vero che adesso ieri, finito il campionato, già si sta pensando al calciomercato, no? Quindi già cambiano le Vedi cose. che, vedi che hai trovato un'analogia con la musica? Prima Esatto, certo. E vabbè, è allora così, la quindi musica è questo è un veloce, discorso. deve essere consumata tanto e subito, e quindi non può essere quella di una volta. Ma io non è che voglio fare... Ben venga qualcuno che oggi ti faccia qualche cosa che duri altri 50 anni, ne abbiamo bisogno. Probabilmente ci sarà ancora nascosto nelle pieghe, ma il movimento È una musicale è... tendenza, è una tendenza evidentemente diciamo, non è un'evoluzione, probabilmente non è un'evoluzione dei tempi, no? E quindi in ogni caso è tutto molto più veloce, consumistico, si deve consumare tutto, però se dopo ci si ferma un attimo a pensare, si guarda indietro al passato e prendiamo le nostre perle, e abbiamo le nostre perle nel calcio, abbiamo le nostre perle anche nella musica, no? E quindi è ovvio che ci si rituffa, no? Tra parentesi, tu mi hai detto che quel basso lì dietro te l'ha regalato un grandissimo bassista del passato. Sì, 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 il bassista del prima King Crimson e poi Emerson Lake and Palmer, chi mastica di musica sa già chi è, però lo diciamo è Greg Lake, che Greg è quello Lake, che ci ha voluti poi dimmi. scusami. È quello poi che ci ha voluti lui personalmente alla Manticore a Londra a fare incidere il secondo LP, che là sarebbe stato il terzo, è il rifacimento di Per un amico. Ha voluto a tutti i costi farci incidere per un discorso europeo, poi infatti è stata fatta la tournée europea. Che era Quindi c'era Photos Ghost, giusto? Era quello nella versione in Photoshop. inglese? Esatto. Sì, E quindi, esatto. vabbè, poi Greg Lager suonava comunque anche la chitarra, le acustiche, no? Quindi Sì, 12 sì, sì. corde, no? E vabbè, E non insomma, ultimo cantava in maniera maniera strepitosa, non vabbè, insomma, andiamo eccezionale. avanti. Eccezionale. Vabbè, Ma, torniamo un ma non attimo. dobbiamo parlare di calcio? Appunto, Saltibecchia lo so, però l'occasione è con te, Ghiotta, e quindi, vabbè, ritorniamo un attimo sul calcio. Chi ha vinto il campionato di calcio? Questo lo sai, no? Sì, mi sarebbe piaciuto dire il contrario, ma come ti dico non voglio bruciarmi gli ultimi fans che mi sono rimasti. È ovvio che l'ha vinto il Milan, ma non ovvio Ecco, perché io sono milanista. Ovvio perché l'ho visto ieri sera in televisione. eccolo Il qua. E risultato, quindi non la qua partita. abbiamo il gruppone che festeggia al volo, poi oggi ci sono i festeggiamenti in lungo e in largo qua a Milano, passaggio del pullman, insomma, vabbè, insomma, sono le solite cose, quindi onore Le solite al cose. Milan che ha vinto, ecco, indubbiamente. Guardiamo un attimo alla classifica, la andiamo un attimo a vedere velocissimamente. Abbiamo qui appunto il Milan vince il campionato con 86 punti, tenendo sempre a distanza i 2 punti con l'Inter che si ferma a 84, quindi la differenza è praticamente una partita vinta a fronte di una partita pareggiata da parte dell'Inter, stesso numero di partite perse, 4 per tutte e due. Il Napoli si conferma al terzo posto, 79 punti, la Juventus che aveva fatto un'ottima rincorsa ha centrato l'obiettivo per quest'anno di essere tra le prime 4 per la zona Champions, a 70 punti. La Lazio e la Roma, tutte e due appaiate, partite con il cambio in panchina, quella di Sarri al posto di Inzaghi e quello della Roma con Mourinho, hanno centrato l'obiettivo di rientrare nell'Europa League, e la Fiorentina si conferma invece, conferma un'ottima annata, almeno di rientro, visto che l'anno scorso a momenti rischiava di andare in Serie B, al settimo posto con Conference League e la posizione di Conference League, quindi farà una Coppa Europea. L'Atalanta invece scivola con sconfitte dell'ultimo periodo, l'ultima ha perso 8 partite nelle ultime 16, quindi insomma è scivolata, anche perché poi c'è
un cambiamento di proprietà probabilmente, e poi si confermano delle squadre interessanti, col Verona di Tudor a 53 punti, il Torino a 50, e poi abbiamo il Sassuolo che si ferma a 50 con il cambio comunque delle in panchina tra De Zerbi e Dionisi, che quindi ha fatto comunque bene, l'Udinese che è stata una squadra molto difficile da incontrare a 47, il Bologna con i problemi del suo allenatore perché è stato purtroppo ricoverato un paio di volte, Mihajlovic, e quindi comunque ha fatto un campionato dignitoso, l'Empoli che si salva bene, la Sampdoria fino all'ultimo soffre, lo Spezia si è salvato bene, la Salernitana un colpo di reni nelle ultime giornate è riuscita a scavalcare gli ultime tre che vanno in Serie B, e sono il Cagliari, dove non è riuscito nonostante il cambio in panchina a fare i punti giusti, il Genoa che ha cambiato a gennaio l'allenatore e ha fatto una serie di pareggi, non è riuscita quindi a fare molto di più, e poi il Venezia, ultimo in classifica, una squadra simpatica che ha cercato comunque di onorare il campionato di calcio. Ecco, quindi insomma ci sono state, diciamo, delle indicazioni molto, molto interessanti. Molti dicono che per esempio la fascia centrale delle squadre che vanno tipo il Verona, il Torino, il Sassuolo, sono squadre, l'Atalanta stessa ovviamente che è scivolata all'ottavo posto, sono squadre che incominciano a dare sostanza al campionato, cioè non c'è più un campionato dove c'è una che vince e poi ci sono le squadre centrali che non dicono più niente a un certo momento del campionato, e le ultime che si giocano gli ultimi tre posti, quindi il campionato è un po' più interessante. Penso al condottiero Pioli, che è l'allenatore, non so se tu hai seguito più di tanto, però quest'anno c'è stato un allenatore che comunque ha dovuto sopperire in certi momenti a degli infortuni e a problematiche anche legate al Covid, perché il Covid ha colpito tutte queste categorie, non ultimo la categoria degli artisti, no? Quindi qua abbiamo gli artisti del pallone, ma anche gli artisti veri e propri. E poi abbiamo invece questa figura che è quella di Paolo Maldini, che col suo staff ha creato una squadra riuscendo a fare delle scelte oculate da un punto di vista economico. Quindi insomma tutta la società ha contribuito in qualche modo, diciamo, a raggiungere questo obiettivo nel migliore dei modi, e ci è riuscita insomma fino all'ultimo. Tra parentesi è quasi un girone di ritorno che il Milan non perde, quindi ha inanellato una serie notevole di risultati. Bene, abbiamo parlato, ovviamente abbiamo reso omaggio al Milan, ci rituffiamo nella musica e ci rituffiamo appunto con queste due belle immagini, lo vediamo qua di Giorgio Fico Piazza qua con un bellissimo basso, eccolo qua, e poi quest'altra immagine invece qua sempre sul palco, vediamo, speriamo che arrivi perché c'è un po' di rallentamento, eccolo qua, è sempre lo stesso basso, è un Fender, giusto? Penso di sì. Lo No, vedi? questo qui sì, è sempre un Fender, ma è un jazz bass, che è il mio, quello che ho fin dal 68, credo. Ho capito. Quindi avevo prima questo, prima di Greg Lake. Ho capito. Ah, ok. Senti, negli anni 60 abbiamo detto che c'era tutta questa deriva del beat e quindi questa voglia di mettersi, di fare musica, di essere al centro della propria vita. I giovani volevano essere al centro delle proprie iniziative, sognare, era quindi un grande momento creativo, e in Italia nascono tutti questi gruppi del beat italiano che sono stati tantissimi. Mi ricordo che ho fatto la copertina di un libro di un amico che trattava il beat italiano, ma non so quante centinaia di gruppi che lui è riuscito a recuperare, è pazzesco, e quindi era un grandissimo movimento. È chiaro che le idee però venivano oltremanica, venivano dall'Inghilterra. Vediamo qua per esempio il primo gruppo, lo vediamo, eccolo qua, e qua abbiamo i Quelli, sembrano un po' i Birds, questo tanto per dire o gli Animals, e qua non perché dobbiamo per forza unire qualcuno e scimmiottare, però c'era un po' questa iconografia, no? I Quelli poi li vediamo qua Seguivano le avanti. mode. Scusami? Si seguivano le mode anche nel look.
Nel ovviamente. look, eccolo qua, infatti vedete qua il foulard, il pullover a strisce e le giacche pazzesche, bellissime, con gli occhialini stretti, e quello è un Mussida, credo, no? Quindi Franco Sì, Mussida sì, con Franz Di Cioccio, Giorgio Piazza e poi l'avvento di Flavio Premoli, giusto? O più avanti Flavio Premoli? esatto. Più No, avanti. Qua è abbiamo, arrivato agli inizi di quello. ecco, quindi Cioè, qua ha abbiamo invece subito un fatto parte momento, praticamente. Quindi, successivo dove c'è un cantante che è Teo Teocoli. sì, Ecco, possiamo esattamente. dire che era una voce importante oppure no? Scherzosamente, lui non se ne avrà a male. No, no, beh, ma l'ha detto lui stesso al 35esimo anniversario della premiata Cornelia Marconi, che avevano organizzato uno spettacolo al vecchio Rolling Stone di Milano, che adesso è Sì. chiuso. E di ciò ci ho avuto l'idea di, come gruppo di apertura, ma perché non prendiamo i quelli, che in fondo siamo sempre noi. E infatti così andò. Quindi quelli fecero l'apertura, la premiata, e c'era Teo Teocoli, che ovviamente cantava. Al momento di cantare la bambolina ha finalmente compensato che in realtà la voce solista non era lui, la voce Ah solista sì? era Pilupa Valoro, esattamente. Lui si limitava a fare i corretti. Ah, È stato ok. un bel momento, insomma. Beh, bene, vabbè, è giusto, Quella è è la giusto, è verità, non stato. era il vero cantante, era il Beh, personaggio lui, ma non il e lui è un cantante. personaggio, ha fatto la sua carriera, no? Quindi comunque è un comico, cabarettista, ha fatto tantissime cose, attore. Assolutamente. Poi abbiamo questa città senza te, una copertina, qua abbiamo un po' in alto questi personaggi con queste divise, un po' un Sgt. Pepper quasi, no? Quindi bellissima come copertina. E poi abbiamo parlato appunto della bambolina che fa no, 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 che era uno dei successi notevoli, dove appunto vediamo il gruppo dei Quelli. Mhm. Ecco, quindi questo era il periodo, no? Però in quel periodo tu conosci anche, inizi a suonare anche per altri artisti, no? Giusto? Sì, in quel O più avanti? momento eravamo poi diventati i session man di moda, perché eravamo preparatissimi tecnicamente. Quando si suonava tutti i giorni, praticamente, noi suonavamo in un night a Milano, Sì, dove facevamo però la nostra mezz'ora da scapestrati, e quindi si suonava 6-7 ore di notte, e per di più al pomeriggio, dalle 3 del pomeriggio fino alle 7 di sera, eravamo sempre nel locale a provare. Quindi per noi gli strumenti non avevano già più segreti, e questa certo, cosa ha fatto sì che diventassimo tra i session man più richiesti da tutti gli artisti del momento. Mina, certo. Albano, Celentano, Battisti, chiunque, Lauzi. Adesso se ci penso un attimo, siamo qui tutta la trasmissione, ma non è per tirarsela, è per far capire come andava in quel momento. Cioè, quello che noi avevamo da dire, che poi abbiamo detto realmente con la premiata Fornero e Marconi, lo avevamo già dentro, quell'istinto di buttare Certo. fuori qualche cosa che è una parte di te. La nostra musica, quando la suonavamo, usciva una parte di noi stessi. È quello che io sto cercando di insegnare ai ragazzi di oggi. Lavoro con Eh, loro per questa ragione. Ecco, infatti, tra parentesi, il 27 c'è una data, vediamo se, eccolo qua, quindi celebriamo i 50 anni di PFM con Giorgio Fico Piazza Band al Druso di Ranica, in provincia di Bergamo, venerdì 27 maggio. Io credo che sia un'ottima occasione per andare ad ascoltare non solo dei brani, ma anche delle sonorità, percepire quelle sonorità, e quindi che non sono facilissime da recuperare, no? A meno che non si prenda il disco, ovviamente. Quindi io credo che per chi piace indubbiamente quel genere, che è un genere che ha affascinato tantissimi ragazzi degli anni 60, 70, ma anche successivamente, è un'ottima occasione, no? Quindi per sentire anche poi i tuoi compagni più giovani di reparto, con cui che invece mi hai detto che sono molto bravi. Io penso che se mi salverò al Druso sarà proprio grazie ai miei ragazzi, perché è un locale che per me è una sfida. L'ho accettato perché per me è una sfida, un locale dove la mia musica dovrebbe essere un po' desueta, diciamo così. Lì c'è sempre il rock, il metal, il duro, la cosa. Mi sono capitato una volta, ho fatto un salto all'indietro dei 50 anni, mi sembrava di essere
all'altro mondo di Rimini dei tempi. Quindi andare a proporre la mia musica in questa maniera la trovo una sfida. Se ne veniamo fuori vivi, forse suoniamo anche il giorno dopo da un'altra parte. No, non è Però una dovremmo sfida. uscirne vivi. Non è una sfida perché esiste comunque un pubblico, no, per ogni tipo di musica, quindi in ogni caso quella musica lì è veramente affascinante. Andiamo anche a pensare al fatto che dopo c'è stata la PFM, no, ovviamente, quindi vediamo qualche immagine sempre, perché tu sei stato uno dei membri fondatori, perché quel gruppo praticamente diventa la PFM. Ecco qua i vari personaggi, quindi da Flavio Premoli a Franz Di Cioccio, Franco Mussida, e poi appunto Giorgio Fico Piazza che è qua a destra. E c'era il new entry, come Che vedi, era? alla destra di Cioccio, Mauro Pagani, flautista Mauro violinista. Pagani, esatto, al violino che andava, anche perché poi in quel periodo qua lo abbiamo anche, eccolo qua, sempre da sinistra, abbiamo appunto Franz Di Cioccio, Mauro Pagani, Flavio Premoli, Giorgio Fico Piazza e Franco Mussida. Il violino in quel momento spopolava come anche il flauto era Jethro Tull, Ian Anderson, il violino accompagnava tanti anche nello stile country, no? Che vabbè fa parte dello stile country, mi ricordo per esempio i Jefferson Starship, oppure comunque anche altri, c'era Jean-Luc Ponty che era un grandissimo violinista, però unito un po' più al jazz, ecco. Quindi c'era questa voglia di creare delle suite. I Genesis erano i primi forse a creare queste atmosfere, e voi avete avuto veramente questa grande intuizione di convogliare le emozioni in queste atmosfere, ed è quello che poi è piaciuto, perché era anche il movimento a livello proprio mondiale, no? E quindi ci stava al passo con i tempi. Sì, certo. Sì, ma non è stata una cosa voluta. Quello che oggi si chiama concept album, anche allora, il significato è un qualche cosa che comincia un'evoluzione e poi termina momentaneamente fino al successivo. Quindi è una cosa che a noi veniva spontanea di farla così, non c'era una logica nella successione dei pezzi. Ci venivano così, facciamoli in questa sequenza perché sentiamo che dentro di noi cresce, comincia pian pianino e cresce fino all'esplosione finale. Faccio per dire, in uno spettacolo, tant'è vero che l'ultimo pezzo è Festa, che è Sì, l'apoteosi certo. della strumentazione, della tecnica e del rumore, se vogliamo dirla per chi Eh, è ma- meno. Però quello che voglio dire, in quel periodo lì probabilmente voi venivate da un grandissimo apprendistato, perché dovendo suonare negli anni 60 eravate bravissimi, a quel punto lì era solo tirar fuori l'emozione, no? Attorno a un brano, e quindi da che cosa partiva la scintilla? Chi è che la innestava in qualche modo? Ognuno Ma di voi? diciamo che sì, 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 tutta la farina del nostro sacco. Diciamo che prevalentemente i pezzi più rappresentativi, oserei dire quasi tutti, nascevano dalla mente di Mussida, di Franco Mussida. E lui accennava a questa cosa che aveva in testa, questo motivetto, che al momento era un motivetto di quattro note messe così, e poi grazie, credo che non sia mai stato capito, forse negli ultimi anni, grazie alla capacità di Flavio Premoli, che era un genio musicalmente parlando, ma Sì, veramente, bravo, veramente. è quello che poi metteva insieme tutti gli strumenti, le parti di uno. Tu se senti i dischi di oggi, se li sentissi in tracce separate, sentili insieme che è bellissimo. Sì, Non è per magnificarlo, è bellissimo. Se tu tiri via uno strumento, comincia a cadere qualche cosa, manca qualche cosa, ma veramente lo senti, anche se non capisci che strumento si è allontanato, senti un vuoto, perché lì è tutto un discorso di contrappunti, lì è la capacità di Premoli che secondo me è stato il successo della premiata grazie a lui. Come ha quindi, messo insieme poi i pezzi, se no sarebbero stati dei normali pezzi, belli finché ti pare, ma che finivano al momento della fruizione, dopo un po', ma va bene, ho capito, lo so com'è fine. Invece qui scopri sempre qualche cosa. È come ascoltare un pezzo di musica classica e io personalmente
lo acquisisco totalmente nel momento in cui ho sentito tutte le partiture degli strumenti o delle sezioni degli Ah, strumenti. quindi, Quando sono commercializzato riesco a capire tutto il ok. brano come è stato costruito. Questa è una cosa molto bella, che quindi non è che uno si ferma, si debba fermare al proprio orticello, no? E quindi perché capisce proprio tutta, già probabilmente provando più volte lo assimili, però magari entrando più nelle pieghe della fatica anche che fa un altro strumentista, si riesce, diciamo, a percepire meglio, no? Quindi Tutti lavorano l'uno per l'altro per ottenere un insieme di emozioni, perché poi man mano tu insieme alla la tua parte è l'espressione della tua emozione di quel momento, che pian pianino si uniforma con tutte le altre. Quando insieme fai il pezzo dove ognuno fa la propria parte, che lega con tutti, e tutti hanno la stessa motivazione, la stessa emozione nel proporlo, quello è il risultato migliore. E non c'è tecnica che tenga, lì non c'è tecnica, c'è anima, appunto e basta. senti, nelle canzoni di adesso, no, che mi capita di ascoltare canzoni anche normalissime, banali, no? Quelle canzoni che sono un po' più articolate, che hanno 3-4 cambiamenti, sia di ritmo, tra il ritornello, poi passa a un'altra situazione, c'è qualcosa poi di trasversale. Quelle mi piacciono, quindi forse la canzone o il pezzo musicale, e nel vostro caso erano pezzi che duravano anche tanti minuti, no? Ovviamente, e quindi c'era una continua trasposizione perché la mente vagava, eccetera, eccetera. Quindi, torno a ripetere, c'erano dei gruppi, io prendo l'esempio dei Genesi, ma c'erano tantissimi altri gruppi che appunto facevano dei pezzi che erano un insieme, un collage di varie situazioni. Quindi io credo che sia proprio questa la ricetta anche per fare un bel pezzo, no? Quindi di classe, anche se magari lo devi ricondurre a 3 minuti e mezzo, 4, adesso musicalmente. Sì, beh, certo, in quel minutaggio non puoi fare altro. E infatti, se fai caso un attimino, qualsiasi canzone tu senta, e più di successo è, e più il problema, a mio giudizio, il problema è quello che senti ripetere le stesse parole fino alla nausea, perché non Sì, c'è spazio per elaborare. ho Lì deve capito. essere un successo commerciale, punto e basta. Cioè, devono inculcarti nel cervello una cosa che anche se tu non ci pensi, quella cosa te la canti nel cervello. Non Poi era arriva, così. poi arriva un genio come Battiato, per esempio, che prende una canzone con il ritornello cucurucucù, però dopo ti rendi conto cosa c'è sotto. E quindi della Ma bellezza. tu hai idea di quanti anni ci sono voluti perché Battiato Lo so, avesse potuto godere delle sue capacità? è certo, è Io lo stato un so perché momento. Battiato l'ho visto nascere, non nascere Sì, musicalmente, sì, sì, intendo dire, perché certo, quando certo. eravamo in registrazione per Mina, mi pare, lui era fuori dalle sale di registrazione al bar della sala a giocare a flipper in una maniera talmente dimessa che a distanza di, credo, forse più di 50 anni, ce l'ho ancora presente in maniera più che vivida. Eppure dai oggi, dai domani, finalmente ha fatto capire che cosa c'era dentro di sé. Il problema di Battiato, che è sempre stato un introverso, non era facile capirlo. Come De André, De André è diventato un fenomeno, lo è sempre stato, ma nel momento in cui ha fatto questo connubio con la premiata, che io già non ce l'ho più, quindi non ho nessun merito a sentirlo, lì è stato È stato sdoganato. l'affrancamento, l'affrancamento su tutto il popolo, cioè non era più di lì, è diventato popolare, perché con gli Esatto. arrangiamenti della premiata è diventato comprensibile a chiunque, capisci? E Beh, Battiato lì, l'ha fatto da solo, ci ha impiegato molti più anni, ma ci è riuscito. sì, beh, lui, Battiato aveva fatto tutta la prima parte che riguardava l'elettronica, quindi aveva un pubblico più di nicchia. Io poi l'avevo visto a una prova, avevo 16 anni, quindi era una prova pazzesca. Per 10 persone ho avuto questa fortuna. E quindi poi dopo lui nel 79 fa l'era del cinghiale bianco e cambia. De André, come dici tu, nel 78 fa la tournée famosa con la Una PFM. novella, prima lì c'era ancora io, Sì? però Certo.
il vero connubio di Andrea TFM è il successivo, il Sì, perché pescatore. veniva considerato come un po' palloso, perché la gente diceva, beh, ma suona Esatto. quelle canzoni un po' alla francese, no? Perché veniva anche da quel tipo di cantautorato. Poi in realtà molto bravo Premoli, no? Con le fisarmoniche. Non a caso Premoli uscì dalla Premiata parecchio tempo fa, e gli unici rientri che gli ho visto fare in questi ultimi anni è soltanto nei concerti dove si celebrava De André, Sì, stranamente. sì, sì, è vero, è vero. Secondo come la penso io, e l'ho detto prima, quindi Sì, sono esatto. fuori da ogni dubbio, la mano di Premoli è stata È bella chiara. fondamentale, è vero, è vero, è vero. Senti, L'arrangiatore non è una seconda figura. l'arrangiatore, scusami? Non è una seconda figura. No, direi proprio di no, anzi, dà anche l'idea centrale, no? Quindi, senti, De André, personaggi, tornando un po' ai tempi nostri, quanto manca? Io di André rimango veramente ogni tanto basito dal fatto che non abbiamo una linea, una guida a livello musicale, cantautorale, ma sappiamo che il cantautore dovrebbe dare delle indicazioni anche a livello di società, no? Il De André dava degli input, chi lo voleva capire lo capiva, no? Come mai c'è questo appiattimento? Se vediamo, non vorrei fare il catastrofista, ma se vediamo il punto in cui siamo arrivati, io credo che ci sia una confusione anche nel cervello dei più intelligenti per poter dire dove siamo, perché ci siamo, come facciamo per uscirne, a fare cosa, non è semplice. Allora c'era la motivazione, allora era tutto da fare. Adesso è tutto da distruggere, stiamo distruggendo tutto, quindi forse è anche meglio non cantarlo, forse. Però di fatto vedi che vediamo l'esempio di chi ha vinto l'Eurofestival. Sì, Musicalmente non c'è niente di eccezionale, ma no, quello è l'unico esempio che poi si può portare alla domanda che ti poni tu adesso. Vedi che è legato a un momento importante, per loro è un momento, credo, di fondamentale, sconvolgere l'esistenza, no? certo. Una musica legata ad un momento importante diventa una musica da poter continuare a parlarne, a fare, lì sì che c'è da dire, da fare. Che poi, ovviamente, come dice una cosa, hai il 50% della popolazione contro. Allora non è che quando si dice il banchetto della premiata, se tu lo senti oggi, ragionato nel testo, ragionato politicamente, sembra fatto ieri mattina. Eravate già avanti da quel punto di Ma vista. no, va bene, se il momento era quello, oggi il momento è questo, potrebbe valere anche oggi. Certo, 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 quindi c'era ironia in queste cose. Senti, invece prima negli anni 60 c'era questa voce che cantava nei Ribelli, questo grandissimo No, artista. un momento, calma. Eh? Calma. Tutti conoscono dei metodi dai ribelli in poi. Io ho avuto la fortuna di conoscere un po' prima, cioè siamo nati insieme praticamente nel 62-63. Sì. Questo, sai, quando un personaggio come me, non nel senso che ha un vissuto che potrebbe far gola a tanti, se vogliamo, parla, è sempre il soggetto a, sì, questo qui me la sta raccontando. Io ho imparato a parlare soltanto quando ho la prova da mostrare. Quello che sto dicendo lo può dire tranquillamente la moglie di Demetrio, che ancora Sì. vive e vegeta. Quindi è nato con me, l'ho trovato io alla casa dello studente a Milano, che lui non Scusa, l'hai suonava, cioè trovato? Non ho suonava per capito. se stesso. L'hai trovato? Scusa, non ho capito. È nato con Alla te? casa dello studente, alla Ah, casa casa dello dello studente. studente a Milano. Sì, perché lui studiava architettura a Milano. Ok, a Città Studi. Città studi, bravissimo. E lui non suonava in gruppo, suonava per se stesso pianoforte, punto e basta. Io cercavo una voce, andai a sentirlo, mi fece sentire al pianoforte un pezzo cantato di Jerry Lee Lewis, non so, forse sei troppo Sì, giovane, sì, no, 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 no. Rock and roll. perché a che gli dici armi e bagagli, vieni via perché abbiamo dei contratti da rispettare, io ho E, bisogno di un cantante. aveva cantato E Jerry Lee Lewis.
Jerry Lee Lewis aveva cantato, uno che aveva sperimentato tutto con la voce bitonale, con una voce pazzesca, con gli aria, incredibile. Era veramente un baciato veramente dalla sorte, con quella voce pazzesca che... No, 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 no. Beh, baciato dalla sorte perché aveva le dote la potenza nella voce, ma tutto il resto se l'è costruito con un lavoro inimmaginabile. Ah, La quindi non tifonia, era un la tifonia. discorso... È frutto di studi pesantissimi, non credere. Ah, Non è che ti viene naturale. quindi quella Non è che- sorta, diciamo, di trillo suo era una cosa che era venuta proprio studiandola, no? Proprio, quindi Assolutamente sì, ma proprio studiando a livello fisico di corde vocali, sì, come muovere le corde vocali. pazzesco, Lui pazzesco. faceva tre voci in una, Sì, era esatto, riuscito a fare esatto. tre voci in una. Grazie anche ai musicisti, quelli molto avanti di allora, tipo John Cage, Sì, che sperimentavano delle cose inimmaginabili per i tempi. E lui, fuori dai ribelli, ha avuto quella opportunità. Comunque, nei ribelli è entrato nel momento in cui io sono uscito dai quelli, sì, e cioè fa io sono entrato nei quelli, quelli. eravamo insieme io e Demetrio. Cioè, giusto in questi giorni mi hanno mandato una fotografia Sì, fatta, credo, al Santa Tecla di Milano, dove sì, sogniamo io e Demetrio, perché è finito quell'esperienza di cui ti stavo raccontando, di quell'inizio insieme, col batterista che mi diede il soprannome Pico. ah, Ci sciogliamo in un certo momento e rimanemmo io e Demetrio. Adesso che facciamo? Ci siamo detti. E lui si è inventato, ma facciamo il trio inglese, lui parlava perfettamente inglese, io facevo il muto, e facciamo il trio inglese, perché allora nei primi tempi che venivano in Italia gli artisti meno conosciuti stranieri, specialmente dall'Inghilterra, perché avevano sentito che c'era del fermento musicale. E tra questi, sempre a Santa Tecla, per 6 mesi ha suonato con noi Richie Blackmore, che sì, non che già era mi allora Richie Blackmore che tutti conosciamo, per eh, dirti che Deep movimento Purple. musicale che c'era. E quindi facevamo questo trio qui su e giù. Nel frattempo, contemporaneamente, io ebbi la richiesta di entrare con quelli e lui contemporaneamente nei ribelli. E lì ci dividemmo e le strade poi continuarono. Pazzesco, bellissimo. Poi dopo, vabbè, c'è stata rivoluzione, PFM, e lui invece gli Area con la musica E lui il resto del mondo. impegnata, musica con questa fusione jazz rock degli Area, no? Quindi un po' differente dalla vostra, diciamo. Insomma, Sì. grandissimo periodo, grandissimo fermento musicale, bellissimo periodo perché effettivamente ci sono state poi negli anni 70 ovviamente delle sonorità, ma anche i ritmi. Abbiamo avuto anche la disco dance, abbiamo avuto i punk, abbiamo avuto la musica elettronica, c'è stato di tutto in quel periodo lì. Quindi speriamo che si riesca in qualche modo, no, Giorgio, a ripetere un po' questa voglia di dover suonare. Io rimango basito, ho visto per esempio ultimamente una cosa, mi permetto di dirlo, il The Band sulla Rai, perché mi piace poi vedere la gente che sa suonare. C'era la Gianna Nannini che ha detto una cosa giusta, che lo dico già da tempo, che bisognerebbe suonare nei pub, bisogna suonare nei vari luoghi come fanno in Inghilterra, no? Quindi qua c'è da fare un lavoro dietro a livello proprio amministrativo, deve venire dall'alto, non deve esserci un problema con pagamenti di diritti SIAE che giustamente ci devono essere, però diamo anche la possibilità ai giovani di venire fuori, no? Quando possono suonare E, 7 ore come suonavate voi? Suonavate voi? il vero problema sta qui, non ci sono più posti dove suonare, Giorgio. Che poi non si capisce perché ormai è stato tutto finalizzato al denaro, al guadagno. Noi suoniamo anche gratis, ci fai suonare tutte le sere, noi suoniamo anche gratis, chi l'ha detto che... Poi Certo, no, c'è ovvio che chi vuole campare di musica deve chiaro. fare altre strade. Beh, Ma ma neanche allora, quello viene siccome fatto, io mi ricordo che... Dimmi. neanche quello viene fatto. Cioè, in Inghilterra suonano, l'importante è suonare, poi quelli più bravi vanno avanti. E qui non ci sono le strutture, i locali non esistono più, quelli che esistono fin dai tempi, già dai nostri tempi, cominciavano le grandi discoteche, quelle da migliaia di persone,
forse quello è stato un po' l'inizio della morte. Ma quello può essere stato un po' controproducente. Sì, perché non c'erano più i 1000 locali a Milano, uscivi da una parte, attraversavi. Noi suonavamo al Pikes a Milano, uscivamo, attraversavamo la strada e dall'altra parte c'era un locale che si chiamava Copacabana dove suonava un gruppo veneto, il cui bassista si chiamava Red Canziano, che lo prendevamo in giro perché si presentava con la cinghia del basso in pelle di pecora. Qui è un mammutone, per dirti, Sì, poi per è dire. diventato il boom. Noi siamo Certo. entrati impegnati, ma perché abbiamo avuto la possibilità di lavorare, esternare. Se non suoni tutti i giorni, tu vedi questi strumenti su perché sono appesi, non per far bella figura, perché io verso le 5, le 6 di sera li tiro giù, la mia oretta, durante 2, e le suono. E Certo. oggi non suono perché sono qui, ma stasera ho le Grazie. prove, per esempio. Certo. No, non vorrei averti rovinato la puntata perché qui di No, calcio. no, bellissima, interessantissima. Tra parentesi, andiamo a vedere dei commenti. C'è un amico, grande artista, Nestore Del Boccio. Qua parlava di Cioccio e diceva: buongiorno, ci sarebbe molto da scrivere sui complessi di quegli anni. Franz di Cioccio, essendo di un Prato la Peligna, veniva spesso a suonare con noi a un paese vicino al suo di 4 chilometri, viveva a Milano ma tornava spesso in Abruzzo. Sulla cultura delle band di quegli anni c'è molto da scrivere, parlo soprattutto degli anni 60, non solo delle band più note, ma soprattutto di ciò che fiorì nel sottobosco di provincia. Fu un'autentica rivoluzione musicale e culturale, una cultura che fu trasversale su molti linguaggi, insomma, quindi ovviamente c'era voglia. Poi lui è un grandissimo artista, è anche un vignettista di grandissimi personaggi del fumetto, quindi insomma ha una grandissima capacità espressiva anche in questo caso, quindi sa benissimo quello che sta dicendo. Invece, parlando di calcio, vediamo, c'è Biagio Castagna, il radiocronista del web. Ciao Fulvio, saluti a te e al tuo ospite. Ciao Biagio. Qua entriamo. Hai visto che romanticismo durante il primo tempo Reggio Emilia, roba da libro cuore. Sì, hai ragione. Non fare troppo lo spiritoso, ovviamente, perché vabbè, insomma, gli avversari sono quelli. Probabilmente se ci fosse stato un altro tipo di avversario, magari il Milan avrebbe avuto più difficoltà. Non si può mai sapere. Di sicuro lo scudetto era già assegnato anche prima di fare la partita ieri, perché bastava un pareggio. Quindi lasciamo perdere questi discorsi. Cosa vuoi fare? Abbiamo, prego. Scusa, volevo testimoniare la mia ignoranza in fatto di calcio, ma il Sassuolo, magari ricordo male, ma qualche anno fa non ha fatto perdere uno scudetto al Milan all'ultima giornata? No. È un mio sogno, un incubo. No, anzi, è il contrario, perché poi di solito c'era il patron che è mancato, Squinzi, era anzi altamente milanista, quindi non lo so se poi stai facendo riferimento a un ingresso in una zona Champions, non lo so, non me lo Non ricordo lo so, allora. mi ricordo questa cosa del Sassuolo che ha bastonato il Milan in una situazione Vediamo se Biagio finale. Castagna, che ha una mente più fervida e si ricorda bene, se lo ricorda. E vediamo qua invece una classifica qua dei marcatori. Abbiamo Ciro Immobile con 27 gol, Dusan Vlahovic con 26, poi Lautaro Martinez è criticato, comunque è andato in doppia cifra a 21, e poi Simeone è rimasto, anzi è andato 17, Abrama con la doppietta 17, poi Scamacca è rimasto a 16, Berardi a 16, vabbè, insomma, quindi quest'anno ci sono stati un po' di giocatori nuovi che sono entrati, saliti alla ribalta. Uno su tutti, Simeone, che ha dato dimostrazione al Verona di essere un giocatore un po' migliorato, quindi più avanti. Dall'altra parte invece abbiamo invece gli assist man, e quindi abbiamo Domenico Berardi con 13 assist, e poi a Canale Cialanoglu e Nicola Barella, uno per 12, l'altro 11 assist, e quindi questo per dire che l'Inter ha fatto molto bene da questo punto di vista. In quarta posizione abbiamo Raffaele Leao, che dopo avervi segnato comunque mi sembra 11 o 12 reti, ha fatto comunque 10 assist, e credo che sia lui un po' l'uomo di riferimento di questo Milan, il campione, diciamo, di riferimento di questo Milan. Andando indietro nel passato, sempre parlando di momenti storici, eri quindi un session man e hai lavorato anche per la numero 1, dove c'era Lucio Battisti.
Quindi prima parlavamo del cantautore De André e qua invece della coppiata Mogol Battisti, che però era un altro modo di interpretare la musica, meno impegnato però con grandi emozioni. Queste cose poi alla fine hanno creato un qualcosa, ognuno ha avuto la possibilità di esprimersi, no? E quindi era un momento, tu parli delle emozioni dall'inizio della trasmissione, qui se non ci attacchiamo veramente a qualcosa rimane tutto così asettico e freddo. Ma guarda, quello che ha detto poc'anzi l'artista che hai citato prima nel Mestre commento, del Boccio. la cultura e la musica vanno di pari passo. Oggi probabilmente la musica non ha sbocchi perché io non vedo la cultura, francamente. O è talmente nascosta bene o è diventata ancora per pochi, e allora è il momento di fare un'altra rivoluzione, come nel 68. Se no, la musica ha poco da dire, se no, su cosa si basa. Sì, soltanto, ma quello diventa soltanto un discorso del momento che fai un concerto al vivo. E diventa il momento dell'espressione, c'è sempre, ma devi sempre usare la musica di allora, perché quella di oggi non muove le corde interne, a mio giudizio. Poi io sono sempre stato un talebano in queste cose qui. Beh, tu per Non esempio sono hai appena detto, dice, non ci sarebbero problemi a suonare anche gratuitamente, ovviamente è un'affermazione relativa, però questo per dire che se tu sei artista e hai voglia di suonare, non ti fermi davanti a nulla, perché come suoni 2 ore ogni giorno, puoi suonare tranquillamente da qualche parte. Perché non c'è la possibilità di poter suonare, per esempio, specie in estate, fare dei mini festival in una piazza, senza che ci possano essere delle gabelle da pagare, certo, facendole in sicurezza, facendole con la giusta regolarità, ovviamente. Mi ricordo anni fa di essere andato a Nizza in estate e c'era tutto il lungomare, il Boulevard des Anglais, che è lungo 15 chilometri, ogni 100 metri era un weekend della musica, un festival della musica, ogni 100 metri c'era una band che suonava un genere differente. Mm-hmm. Quindi la gente passeggiava, si fermava, ascoltava il rock, poi andava avanti, sentiva la musica latinoamericana, andava avanti, sentiva musica francese. Cioè. Perché? Hai ragione, ma la domanda che hai fatto dovresti girarla agli assessori allo spettacolo. A livello politico, esatto. Vedi dove casca l'asso, no? Che Eh. politica abbiamo oggi? Appunto, no, però questo fa parte anche tutto l'indotto che se ne avvantaggerebbe, no? Incominciare a muovere, perché dopo da lì c'è movimento, ci sono comunque dei soldi che magari l'amministrazione pubblica può dare, dedicare, c'è turismo, c'è voglia di muoversi. È un discorso lunghissimo. È un Tra discorso. l'altro il telefono mi sta avvisando che mi si sta scaricando. Se sparisco, io vi saluto adesso. Poi se siete d'ora d'ora, dai. Vabbè, mancano 5 minuti, speriamo che non ci siano problemi da questo punto di 7%. vista. Senti, il tuo spettacolo, riproponi i 2 LP, giusto? Della PFM, in Esatto. cui tu hai avuto ovviamente il grande zampino, che quindi appunto la storia di un minuto è per un amico. Attacchi anche altri brani, per esempio, di quel periodo storico, perché possono far parte in qualche modo di quelle atmosfere. Suonate anche delle cose tipo, non Sì. so, prima abbiamo parlato di King Crimson, magari qualcosa di quel periodo? Guarda, faccio in tempo a dirtelo. Eh, Qualora succedesse che ci chiedono il bis, facciamo 2 pezzi. Uno è proprio 20% di Skizz Man di Crenshaw, sì. proprio perché da lì siamo partiti. Occhio che mi sta andando via tutto. E Va bene. l'altro è Give Me Loving, perché ci dobbiamo scaricare. Give me some loving, give me some loving. Quindi quello però è proprio un po' rock and roll, quindi insomma, quindi una cosa. Lo so, però lì buttiamo dentro un'energia che stranamente che viene alla fine dopo 1 ora e 3 quarti, forse per dimostrare che ne avremo ancora altrettanta per proseguire. È l'adrenalina, quella lì è tutta adrenalina che dobbiamo buttare fuori.
Esatto, c'è Biagio Castagna che si è inserito, diceva Fulvio, la domanda che mi avevi fatto, no? Prima c'era appunto Giorgio Fico Piazza che parlava, ma il Sassuolo qualche anno fa ha creato dei problemi al Milan, non credo, non mi pare, quindi vabbè, se tu hai una memoria storica la puoi ripetere da questo punto di vista. Va bene, senti, io non voglio che si interrompa la trasmissione in una situazione diciamo drastica e quindi direi congediamoci qui a 3 minuti dalle ore 18. Ringraziamo le persone che sono intervenute con un like come Bruno Breda, Gianluca Iorio che è grande editore, Sabatino Califano, Luca Valentini, speaker radiofonico e scrittore, Nestore Del Boccio, ne abbiamo appunto parlato, e Antonio Panella. Attenzione che c'è sempre Nestore che si reinserisce, si parla molto di cultura ma se ne fa poca. La musica attuale manca di quel corollario rivoluzionario che genera esplosività. Va bene, ok. Va bene. Niente, ci lasciamo quindi da questo con Nestore Del Boccio con questa affermazione, sperando che appunto la musica si riesca a essere migliorabile nel tempo, ma non è solo un discorso solo della musica, ma è proprio la nostra società che deve migliorare il livello di cultura. Giorgio Fico Piazza, grazie per aver partecipato a Che Calcio Che Fa, tanti auguri per la tua missione che è quella di riportare ovviamente quelle sonorità. Facciamo rivedere il prossimo appuntamento che è questo, celebriamo i 50 anni della premiata Forneria Marconi con Giorgio Fico Piazza Band, venerdì 27 maggio al Druso di Ranica in provincia di Bergamo. Grazie Giorgio. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, prossima volta ci rivediamo più avanti, magari ci sono altri brani e poi magari avrà studiato qualcosa di più, è scomparso, avrà studiato qualcosa di più a livello calcistico, ma a noi interessava parlare anche di musica, la vera musica. Vediamo qui si è inserito, augurissimi Giorgio, questo accade lo scorso campionato per ciò che riguardava appunto il Milan, problemi no, anzi dopo pochi secondi il Milan è già in vantaggio con Rafael Leao l'anno scorso. Va bene, grazie a Biagio, sempre molto gentile nell'intervenire in tempo reale. Grazie a Nestore Del Boccio, grazie a voi che ci avete seguito in questa puntata ovviamente trasversale che riguarda la musica anche di una volta, ma poi questa è una musica assolutamente attuale. Andatevi a risentire ovviamente Storia di un minuto, Per un amico, le canzoni sono E Festa, Il banchetto, La carrozza di Hans e ovviamente Impressioni di settembre. Non vi ricorda nulla questo, eh? Grazie per aver partecipato, ci vediamo tra 2 settimane, settimana prossima saltiamo, prendiamo una pausa di riflessione perché noi torneremo con delle puntate ad hoc riguardanti appunto calciomercato, riguardanti il calcio italiano in generale, quindi vorrei fare una sorta di indagine di dove il calcio può essere migliorato a livello italiano, ovviamente, per ciò che riguarda la nostra realtà, visto che è sempre criticato, ma in realtà ha dato una dimostrazione quest'anno di essere avvincente per quello che è il nostro campionato. Ha vinto il Milan, a 2 punti l'Inter, poi dietro ci sono stati veramente degli avvicendamenti, il Napoli è stato molto bravo e interessante nella prima parte del campionato, la Serie B ha accolto le ultime 3 squadre, ma c'è stata una grossa bagarre in fondo con questa grande rincorsa della Salernitana. Al centro classifica delle squadre non hanno mai mollato, hanno raggiunto anche la quota 40 punti che è la quota salvezza, ma fino all'ultimo è andato il filo da torcere. Di queste pensiamo appunto al Verona, pensiamo all'Udinese, pensiamo al Sassuolo e l'Atalanta stessa, che comunque è una squadra che anche se è scivolata in 8ª posizione è una squadra che probabilmente ritornerà in auge l'anno prossimo. Grazie per averci seguito, ci vediamo tra 2 settimane con Che Calcio Che Fa e buona serata.